Via. Eccoci qua un'altra volta. Oggi pigliato una decisione e ve le varicerò io, ca voce mia, ca faccia mia. Va ricordato fatto la lettera. Non abbiamo avuto nessuna risposta. E oramai sono passati più di 20 giorni e a come dice Lucia i tempi non sono più chi le una volta e 20 giorni possono essere considerati una risposta mancata. E a capa mia chi tace acconsente, anche se a capa mia è bote vere cose in una maniera non certificata, che male si accorda che carte legge. Ma voi avete imparato a conoscermi, io non sono una femmina di molte parole, parlo quando già parlavo, quando tengo qualcosa a dicere e credetemi più va cannanza più mi passo il genio, pure se io qualcosa a dicere la tenesse. Una femmina come me che è stata della gente, voi lo sapete, non c'è bisogno che ve lo spiego, che se è venuta perché se va a vendere, che sapete che vuoi dicere, fare quello che non può fare ma che devi fare perché è l'unica cosa che può fare, o almeno così credi. Insomma, una femmina come me è arrivata a sto punto se può pure permettere lo sfizio, il lusso e fa quello che non ne sa fa o smettere se fa i conti. Io due cose buone ho fatto nella vita mia. Una è stata di ascoltare la Madonna quando ho creduto che mi parlava e l'altra è stata di sposarmi a Don Domenico con l'inganno perché mi credeva e sono convinta che l'inganno non ci sta quando le cose non stanno come se la sta. Io ma non so che ne pensa Lucia che dicesse Rosalia quale faccia potesse fare Alfredo, quale consiglio mi potesse dare mio figlio Umberto che ha studiato e che sa parlare buono. Ma saccio che non ho fatto niente male quando ho raccontato la storia mia a Cangoppo. E allora voglio stare a sentire che la voce che mi ha sempre saputo consigliare, che la voce che si sente con corona all'intrasatta può pensare che una voce è una pazza, è una che si fa un munno come tenesse in capo. Dunque, statemi a sentire, io almeno uno video di quelli che abbiamo fatto ve lo voglio di lasciare. Facetevi conto che è un regalo mio. Io me ne prendo tutta la responsabilità, io e chi mi sta vicino. Non sto parlando di Rosalia, Alfredo, Lucia, Capoverello, l'hanno fatto per me tutto sto burdello, no, non li voglio fare trovare nella difficoltà. Me ne metto solo uno però. E perché tutte fosse una sverchiaria, potesse sembrare un gesto arrogante nei confronti di chi pensa che io la storia mia non la posso raccontare. Uno no però, uno non è sverchiaria, forse è una sottolineatura, una protesta pacifica. Io me lo devo e ve lo devo. L'8 maggio, un giorno Ramaronna, alle 7 del pomeriggio, troverete Cangoppa il primo video che abbiamo messo quando ci pensavamo che non stavamo facendo niente male a raccontare la storia mia a Cangoppa. A così chi di voi non ha visto il video, chi vuole esprimere un giudizio, chi pensa di avere un'opinione, chi mi vuole condannare, chi mi vuole sostenere, almeno sapete che stiamo parlando e come ne stiamo parlando. Poi lo voglio lasciare per testimonianza, per prendermi fino in fondo la responsabilità di tutto quello che ho fatto. Io non so se chi sta a leggere un mondo mi permette, ma io a così ho pensato, a così ho sentito e a così ho fatto. Grazie, è stato buono.